Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Spazio Vostro qui su Televenezia. Come sempre, sapete, cerchiamo di portare alla vostra attenzione temi, ospiti ed eccellenze del nostro territorio. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare qui l'avvocato Giorgio Chinellato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Giorgio Chinellato, che è anche e soprattutto il presidente del Panatron International, un ruolo molto importante che porta il Panatron ovviamente in tutto il mondo. E quale emozione è quella di essere il rappresentante innanzitutto di un'associazione così storica, così importante, che poi è riconosciuta in tantissimi paesi del mondo, perché sono 31 nazioni, 4 continenti, 270 club e 9.000 iscritti. Esatto. Quindi intanto diamoci del tu se ti va bene, vero Giorgio? Allora racconta un po' di questo Panatron International e quando sei stato eletto. Bene, faccio anche un velocissimo excursus. Il nostro movimento nasce il 12 giugno del 51 a Venezia da una brillante idea di 12 veneziani, erano rotariani loro, appassionati di sport, e questa organizzazione nasce inizialmente chiamandosi Disnar Sport. Lo scopo era quello di trovarsi almeno una volta al mese e parlare di sport a 360 gradi. E l'anno prossimo, difatti a giugno a Gand, faremo i festeggiamenti dei nostri primi 75 anni. Questa idea era talmente brillante e vincente che in poco tempo si è diffusa non solo in Italia ma anche all'estero. In questi giorni stiamo partecipando a festeggiamenti di club che fanno i 71, i 70 anni, quindi voglio dire, subito questa fiaccola si è accesa, ed è la fiaccola che poi è nel nostro simbolo. A un certo punto fu fatta un'assemblea, si decise di mettere il nome Panatron International. Oggi la nostra sede è a Rapallo e, come diceva la nostra bravissima conduttrice, ormai siamo presenti non più in 31, ma dalla settimana scorsa siamo presenti in 32 paesi. Avete perché aggiunto. Abbiamo aperto anche a Santo Domingo. Caspita. Abbiamo uno dei miei consiglieri internazionali che si occupa di espansione e stiamo lavorando per aprire in altri paesi come l'Ungheria, la Polonia. Ci stiamo espandendo perché vorremmo aprire a Vienna, perché siamo già in Austria, ma ci manca la capitale. Stiamo per aprire un altro club in Slovenia, stiamo per aprire in Croazia e siamo molto presenti. Diciamo che il 60% del nostro movimento è in Italia, ma siamo presenti in tutta Europa e siamo molto presenti in Sud America. Su questo posso fare una battuta. I club del Sud America hanno un'abitudine: all'inizio di ogni mese fanno una riunione e si ritrovano tutti via Zoom. E io vengo invitato, quindi anche l'altra notte, per loro erano le 7 di sera, da noi era mezzanotte, abbiamo fatto una bella riunione da mezzanotte alle 2:30 della mattina, però il piacere di condividere anche le esperienze, le idee che vengono anche da questi amici, dove le realtà culturali, economiche e anche sportive sono diverse, è un motivo di accrescimento, e questa è veramente la nostra benzina e il motivo che ci spinge tutti i giorni a impegnarci per diffondere quelli che sono i nostri messaggi. Allora, Giorgio Chinellato è anche avvocato, quindi posso anche chiamarti avvocato? No, oggi solo presidente. Ricordiamo che tu comunque sei socio del Panatron Mestre, quindi io approfitterei anche per salutare il presidente Fabrizio Coniglio, che invece è il presidente appunto del Panatron Mestre. Tornando invece a te. Il nostro club è nato 41 anni fa da un gruppo di sportivi locali, che magari qualcuno era socio a Venezia e quindi ha attraversato il ponte. A me piace ricordare che fra i fondatori ci fu anche mio padre nell'84, e dopo qualche anno mi fu proposto di diventare socio del club. In 2 diversi periodi ho fatto per 8 anni il presidente del club, poi la nostra Quindi sei un past president. Esatto, a me posso ancora fregiare del nome, l'etichetta di past president, perché noi abbiamo una struttura piramidale, perché noi abbiamo i club. I club fanno riferimento a un'area che è un'area geografica, nel nostro caso l'area 1 è Veneto, Trentino Alto Adige. Al di sopra c'è il distretto Italia, poi c'è il Consiglio internazionale e il presidente. Io ho fatto, per usare un termine poco elegante,
tutta la carriera, nel senso che ho fatto il presidente di club, ho fatto il governatore, ho fatto il consigliere internazionale e da giugno del 24 sono per 4 anni, perché noi guardiamo il quadriennio olimpico, e sono il presidente internazionale. Complimenti, è una carriera veramente incredibile. Le cose se le fai divertendo, sì, ma io so che ti diverti fatica. perché sei uno sportivo, sei uno sportivo anche perché tu hai cominciato con la amante e soprattutto dello sport con una attività che si chiama di servizio, appunto, messa a servizio dello sport, che è quella del cronometraggio. Esatto. Che è una cosa che non se ne parla poi molto, ma invece è fondamentale. Assolutamente. Prego. Allora, io ho avuto la fortuna, credo sin da bambino, di andare sui campi di gara al seguito di mio papà, che pure era cronometrista, e quindi poi anche lì sono entrato e anche lì ho fatto una carriera, nel senso che nel 91 mi hanno affidato, assieme ad altri 3 colleghi, la costituzione della scuola federale di cronometraggio. Nel 93 sono entrato in consiglio federale e ne sono uscito lo scorso dicembre perché con l'altro incarico che ho non era serio stare su troppe seggiole. Però per 16 anni ho fatto il vicepresidente della Federazione Cronometristi e qui va spiegata una cosa, che il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è un'eccellenza a livello mondiale perché è l'unico comitato olimpico che al suo interno ha una federazione di specialisti, che è la nostra, quindi Federazione Italiana Cronometristi, che nasce nel 1921. Quindi molto storica. Quindi ho seguito io tra l'altro i festeggiamenti dei 75 anni e dei 100 anni nel 21 e noi siamo al servizio di tutte le discipline sportive. Quindi faccio l'esempio più banale, un giudice di nuoto tutta la vita vedrà le gare di nuoto, quello di atletica o quello dell'automobilismo, l'automobilismo. Noi invece dobbiamo avere una cultura e una preparazione a 360 gradi. Caspita. Perché una domenica per l'altra puoi essere chiamato a fare una gara di nuoto, una di un concorso ippico, una gara di sci, una gara di kart e devi quindi conoscere l'evoluzione dei regolamenti e devi poi conoscere le apparecchiature e la tecnologia che serve un per impegno veramente incredibile. Cioè, io pensavo andasse per settori sportivi, invece è proprio... Poi, per carità, c'è chi si specializza, io negli anni ero diventato un po', siccome in Veneto abbiamo un'eccellenza nel pattinaggio, quindi i cronometristi di Venezia sono secondo me i più bravi al mondo, l'anno scorso hanno gestito 20 giorni di mondiali e quindi i cronometristi di Venezia sono i più bravi al mondo nel pattinaggio. Io mi sono specializzato nella motonautica, anche quest'anno sono andato a cronometrare 3 mondiali di offshore, cosa assolutamente appassionante, e però, appunto, ripeto, fare il cronometrista, che, ripeto, è un hobby, noi siamo dei dilettanti, ai quali però viene chiesta una prestazione di altra professionalità. Sei andato a Pavia? Cos'è? Allora, quale hai fatto? No, allora, a parte appunto le 3 gare di offshore, noi abbiamo la fortuna, io la vedo credo da 60 anni, esiste una gara che si chiama Pavia-Venezia, è la gara più lunga al mondo di motonautica, quindi le barche partono da Pavia, quest'anno erano 130 mi pare, e una volta si arrivava in bacino San Marco davanti a Sant'Elena, davanti alla Biennale. Oggi per motivi motondoso, di sicurezza eccetera la gara cessa a Chioggia. Poi in realtà i vincitori da 3 anni, per volontà del nostro sindaco, vengono portati all'Entomoto, scortati dalla Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza all'Arsenale, e la premiazione della Pavia Venezia è l'evento finale del Salone Nautico. Comunque è una cosa spettacolare. In realtà io Pavia non la vedo perché devo stare a Chioggia a gestire le classifiche. Ah, ok, sei alla fine. Sono alla fine. Sei alla fine. No, te lo chiedevo perché ricordavo che qualche anno fa c'era Montavoci con Ghedina e Tomba insieme. Avevano fatto... Allora, Giampaolo, che è un carissimo amico, perché tra l'altro che salutiamo anche perché devo dire che è merito suo se è ripartito, si è rilanciata sia la Pavia Venezia che il mondiale di offshore. L'ha ripresa, 2 anni fa e 3 anni fa aveva convinto Christian a montare in barca con lui. Ed era rimasta famosa la prima intervista perché quando è sceso dalla barca tutti gli hanno chiesto a Christian: ma allora cosa ti pare, eccetera. Sì. E lui ha detto sì, vabbè, ma io sugli sci andavo più veloce. È vero, questa me la ricordo. È un pezzo di storia che va ricordato. Certo che sì. E poi nel 2 anni fa o 3 anni fa abbiamo fatto un'altra gara nella quale Giampaolo è riuscito a mettere in barca anche Alberto Tomba. Vedi che sono a conoscenza un po'. Ormai sono nel Panathlon anch'io, ma quindi... poi oramai queste cose, siccome poi ho sempre avuto per 20 anni la delega alla motonautica, praticamente tutto il mondo della motonautica, quando deve parlare con i cronometristi non chiama in federazione, chiama me direttamente. A posto. Anche adesso che non ho più la delega. Anche adesso. Allora, ascolta, il Panathlon, veniamo invece all'aspetto etico
se si può dire, oltre a quello sportivo, Certo. perché il Panathlon ha delle caratteristiche molto, molto importanti che vanno riconosciute. Si dedica molto ovviamente alla diffusione del concetto di sport e soprattutto dell'importanza dello sport e della cultura dello sport, soprattutto tra i giovani. Quindi la mission, diciamo, di questa grande associazione è quella di portare uno degli elementi fondamentali, uno che caratterizzano proprio il Panathlon stesso, il fair play, che va spiegato anche questo, che cosa si intende per fair play, nelle scuole o in altri ambienti, diciamo, dove ci sono giovani. Perché è importante che i giovani rientrino in questa, diciamo così, visione del fair play e ne acquisiscano, diciamo così, il modus vivendi anche, in qualche maniera? Vedi Federica, io potrei risponderti in maniera secca. La risposta ce l'abbiamo aprendo ogni giorno i giornali. Cosa succede nel mondo dei giovani, nella scuola, e quindi noi che siamo un'associazione di volontari, di appassionati che hanno avuto la fortuna di frequentare il mondo dello sport, quindi crescere con un certo tipo di cultura, quindi come ben detto tu, una cultura sportiva, la nostra mission è su vari fronti, perché le nostre battaglie storiche sono la lotta al doping, la lotta alle scommesse regolari, quindi il match fixing, l'inclusione, il rispetto delle regole, il fair play, la non violenza, e quindi questa nostra attività si declina su queste varie tematiche. Certamente, siccome abbiamo un occhio particolare verso i giovani, abbiamo realizzato, è stato un nostro socio di Trento, un bravissimo ragazzo, che è professore, quindi conosce la materia perché la frequenta a scuola, e quindi abbiamo preparato un progetto che si chiama Il Fair Play entra nelle scuole. È stato realizzato questo progetto, sì, che è stato addirittura tarato per i 3 diversi livelli di scuola, quindi un club può andarlo a presentare in una scuola elementare, in una media o in una scuola superiore, quindi con un messaggio tarato per l'età dei ragazzi che si trovano, perché sennò rischi di mandare dei messaggi sbagliati o fuori luogo o fuori misura, e quindi perderesti del tempo o non porteremo fino in fondo il nostro compito. Allora, Presidente, ci fermiamo un attimo su questo e poi riprendiamo, perché abbiamo la pausa della pubblicità, andiamo in pubblicità e ritorniamo subito dopo con l'avvocato Giorgio Chinellato, Presidente dell'International Panathlon. Molto bene. Eccoci, siamo di nuovo qui in studio, siamo qui a Spazio Vostro su Televenezia in compagnia dell'avvocato Giorgio Chinellato, Presidente del Panathlon International. Abbiamo parlato fino adesso appunto di Panathlon International, ma anche di aspetti legati proprio al Panathlon. E prima di entrare appunto in pubblicità si stava parlando del concetto di fair play e dell'importanza di portarlo all'interno delle scuole. Stavi parlando delle varie, diciamo così... Praticamente abbiamo realizzato questo progetto, che poi è nato in Italia, ma lo abbiamo già tradotto e quindi esportato in tutti i nostri club, quindi è presentabile in tutti i nostri paesi, in tutti i nostri club, quindi anche in Sud America, piuttosto che in Francia, in Portogallo, Austria, eccetera, Belgio. E quindi siamo riusciti a realizzare questo progetto tarato sui vari livelli di scolarizzazione, perché, come dicevo prima, se tu vai con un prodotto che non è tarato su chi ti deve ascoltare, rischi di non riuscire a arrivare a portare in porto o a completare il percorso che invece ci proponiamo. E riteniamo che portare questo messaggio sia quasi un nostro dovere, diciamo, affiancando ma anche l'organizzazione della scuola, in un momento in cui sappiamo che ci sono 1000 problematiche, perché vuoi il bullismo, vuoi il mancato rispetto delle regole. La facile battuta sarebbe: quando andavamo a scuola noi entrava il professore, tutti si alzavano. Oggi mi viene detto che questa cosa proprio non esiste, da marziani vorrei dire, no? Qualche scuola, brava. Allora, aiutare anche il mondo della scuola a rispiegare o far così, creare uno strumento di cultura su quello che è il rispetto delle regole, il rispetto dell'autorità in qualche maniera, piuttosto che il rispetto dei coetanei o delle famiglie e di tutto quello che può essere, credo che ci possa portare pian pianino a un mondo migliore nel tempo. Bisogna avere pazienza, ma è un impegno che noi ci siamo presi e siamo ben contenti di portare avanti questo progetto. Poi
nel mio programma elettorale invece ho messo a fuoco un'altra grossissima tematica, che è la patologia degli hikikomori. È una patologia che nasce in Giappone, che si è diffusa oramai in Italia, che la situazione poi è peggiorata dopo il Covid, quando abbiamo necessariamente messo a casa questi ragazzi dagli 8 anni in su a studiare, fare i compiti, eccetera, le interrogazioni da remoto, e stiamo studiando questo problema e scopriamo che è sempre più diffuso. Abbiamo già stipulato una convenzione con l'associazione Hikikomori Italia. Nei prossimi mesi avremo già 3 convegni, uno a Genova, uno a Crema e poi ne parleremo a Verona all'interno di un evento più importante che stiamo organizzando, perché la sensazione che ho io è questa, che probabilmente 30-40 anni fa chi aveva un figlio con problemi di disabilità fisica o mentale, no, un po' si vergognava, certo, e li tenevano, diciamo, nascosti, eccetera. Poi il mondo è cambiato e oggi siamo tutti quanti uguali. L'esempio più eclatante, ma insomma è facile fare l'esempio delle Olimpiadi e Paralimpiadi, abbiamo il mondo di Special Olympics che si occupa di ragazzi certo, con problemi mentali, e allora io penso che questa nuova patologia, proprio questa esperienza di 30-40 anni fa, ci deve portare a dire: occupiamoci di questa questione per aiutare questi ragazzi e queste famiglie. Ho letto recentemente una serie di articoli, ho fatto delle chiacchierate con gli esperti, con gli psicologi, anche ieri mattina ero al telefono con una signora che è una mamma, era presidente di Hikikomori Famiglie e sarà la nostra relatrice a Verona, e ti raccontano delle storie incredibili. Tu da poco sei stato anche al Parlamento europeo. La settimana scorsa insieme, il tuo consigliere internazionale Fabiano Gerevini, e insieme avete portato all'attenzione appunto del Parlamento proprio questa tematica, che è una tematica davvero importante. Adesso ne stiamo parlando, ma ci sono dei sintomi specifici che fanno capire che questi ragazzi soffrono di questa patologia. Cioè l'espressione in quale si manifesta questa patologia è il caso dei ragazzi che smettono di andare a scuola, si chiudono in camera, non parlano più con i genitori, sono attaccati al computer, eccetera. Allora, noi ci abbiamo riflettuto anche parlando con questi specialisti, e ti dicono: ma magari hai i genitori che vanno al lavoro e il figlio va a scuola dopo, quindi se non va a scuola non se ne accorgono. Poi si applicano varie dinamiche. Io ho letto interviste di genitori che dicono: all'inizio, pensando di fare bene, gli abbiamo portato via il telefono, il computer, eccetera, e sono andati alla rottura completa, e quindi ecco perché hanno bisogno di un aiuto. Io dico una cosa e poi ti racconto di Bruxelles, che in maniera forse un po' pomposa, se volete, io dico che noi uomini di sport, che abbiamo appunto avuto la fortuna di frequentare gli amici, di crescere con un certo tipo di cultura e di esperienza, rapportandoci con gli allenatori, con i dirigenti, comunque col mondo degli adulti anche quando eravamo ragazzi, abbiamo quasi un obbligo morale di aiutare questa situazione. E difatti il nostro protocollo d'intesa prevede che esperti di Hikikomori vengano, non so, alle nostre riunioni, alle nostre conviviali, ai nostri convegni, per istruirci e insegnarci, a farvi formazione. E fare quindi formazione. Alla rovescia, noi che abbiamo i contatti col mondo dello sport dobbiamo metterci a disposizione per magari aiutarli a coinvolgere questi ragazzi, con un'attenzione però, perché noi possiamo dire: prendo un ragazzo che mi ci viene affidato e lo porto all'interno di una società sportiva, ma attenzione, perché posso trovare il miglior allenatore di nuoto, di atletica, di basket, eccetera, ma che sa fare l'allenatore. Quindi bisognerà fare un lavoro anche di istruzione e di formazione, perché poi evidentemente ci sarà un percorso da fare. Quindi non è facile, però se mai non cominci non andiamo da nessuna parte. E qui vengo alla tua domanda. Un anno fa sono andato a parlarne a Losanna al CIO, e i miei interlocutori i primi 10 minuti non sapevano di cosa parlavo e mi sono venuti i brividi. E la stessa cosa è successa la settimana scorsa. Io sono stato ricevuto al Parlamento europeo, sono stato ricevuto da un vicepresidente della Commissione Cultura che lo stesso i primi 10 minuti che parlavo di questa cosa non sapeva cos'era. Ma stiamo scherzando? Sono stato ricevuto da una serie, mi hanno organizzato una riunione con una serie di politici italiani,
Quando ho cominciato a parlare, di fronte a me c'era una signora, una parlamentare onorevole che veniva dalla Puglia, che nella vita fa lo psicologo e si è illuminata. Ecco, Ma per di fianco a fortuna. lei c'era un suo compagno dal punto di vista regionale, perché era pugliese, Sì. che pare essere componente della Commissione Sanità, che non ne sapeva niente. Dopodiché siamo stati ricevuti dal Comitato Olimpico Europeo e hanno condiviso questa idea, siamo stati ricevuti dalla responsabile della Commissione Cultura della Commissione e sono stato ricevuto anche dall'ambasciatore italiano alla Comunità Europea, che invece ne sapeva, addirittura la sua attaché conosceva il problema perché è legata ad associazioni che fanno questo tipo di attività, e il risultato è stato che perlomeno abbiamo cominciato ad aprire dei dialoghi, delle finestre, e la richiesta che ci è stata fatta è di organizzare assieme a loro, verosimilmente verso marzo prossimo, perché a febbraio saremo un po' presi con le Olimpiadi, di tornare, mi è stato chiesto di tornare a Bruxelles per organizzare una serie di incontri, perché questi parlamentari hanno detto: hai ragione, è un problema sul quale dobbiamo mettere mano, quindi cominceranno a fare delle interrogazioni, e perché io mi sono permesso di dire, ma l'ho imparato da quelli di Hikikomori, è la malattia dei paesi ricchi, come mi è stato insegnato, non l'ho coniato io questa battuta, e quindi noi probabilmente in Italia abbiamo già aperto la luce, ma non posso pensare che le altre nazioni europee non abbiano questo problema. Probabilmente c'è poca attenzione o poca conoscenza, certo, e quindi ovunque. potremo anche fare in modo che questa volta l'Italia, grazie al lavoro del Panato e alle sollecitazioni del Panato, siamo fra i primi a occuparci in maniera costruttiva di questa cosa. Perché ti è nata questa cosa? Da dove ti è scaturita questa attenzione? Allora, io cerco di leggere quante cose più posso possibile. Ti è arrivato... Mi è arrivato così questa cosa, a forza di leggere, e ancora è una cosa sulla quale ho cominciato a leggere da 2 o 3 anni. Tu sai che anche al club ne abbiamo parlato, eccetera. Anche Fabrizio, devo dire che è molto sensibile su queste tematiche. Attento. E difatti prima o dopo lo costringerò a fare un convegno anche a Mestre, e so che dirà di sì. Sicuramente. Però è una cosa che vedi, che io ricordo che quando l'ho presentato la prima volta al mio consiglio internazionale appena insediati, quindi giugno dell'anno scorso, del 24, anche una parte del mio consiglio, eccetera, e ogni tanto cominciano loro a dirmi: sai, tu hai aperto la luce, sono andato a leggere, a studiare, e ho capito che hai ragione tu, che dobbiamo occuparci di questa questione. Quindi per me è stata la miglior medaglia che potevo ricevere, che anche a cominciare dal mio consiglio, ma poi anche incontrando a questi vari livelli queste autorità, ci sia il ritorno positivo, e quindi, anche perché io la settimana scorsa, lo dico in maniera assolutamente, a questo incontro con 10-12 politici italiani, che probabilmente sono abituati ad avere gente che va a piangere, a chiedere, io ho detto: guardate che io non sono venuto a chiedere soldi o contributi per il mio movimento, voglio presentarvi questo progetto e voglio che mi diate una mano per portarlo avanti. E loro come hanno si sono aperti, e quindi sono tornato a casa da questi 3 giorni tosti e intensi, ma molto soddisfatto, perché quello che mi riproponevo l'ho portato a casa. Sì, Hikikomori, spieghiamo, è un termine di derivazione giapponese che è composto da 2 parole, che è Iku, che significa tirare indietro, e Komoru, che significa ritirarsi, cioè significa chiusura. Questi ragazzi si chiudono, l'età media va dai 15, anche meno, ma anche più avanti, poi negli anni, fino ai 30 anni, anche ai 35, 37, 38, 39 anni, cioè è un problema veramente sociale, e il fatto che un club internazionale e poi anche quelli locali si stiano interessando a questa problematica, io ritengo che sia veramente un grande impegno che vi state prendendo, quello di diffondere, visto che da come ho capito tanti non ne sapevano niente. In realtà magari forse Hikikomori suona come un termine magari straniero, ma in realtà questa problematica può essere vista sotto altri aspetti, magari nella vita quotidiana di tutti i giorni, di genitori che magari a casa hanno figli che non escono più, non si muovono più, e quindi hanno una situazione, ecco, lì ovviamente c'è da intervenire. Lo sport è sicuramente un aspetto importante perché diventa inclusivo e soprattutto scioglie quelle 2 parole che è appunto trattenere e ritirarsi, ma semmai quello di uscire e di andare avanti. E a proposito di luce di cui tu parli, di illuminazioni, siccome siete sempre molto
avanti nelle cose, nei temi. Abbiamo Troppo pochissimo buono. tempo perché siamo in chiusura, però so che ci tieni ad un argomento molto importante, che è quello dell'intelligenza artificiale. E volevo sapere come vi state approcciando a questa tematica che ormai sta coinvolgendo tutto e tutti. Allora, credo che oramai tutti parlano di intelligenza artificiale, è una nuova tematica sulla quale anche qui c'è da studiare, da approfondire, perché ci saranno sicuramente dei vantaggi. Posso raccontare Certo. questo episodio. A me capita oramai quasi tutti i giorni di dover registrare dei videomessaggi da mandare nei miei club e poi, tramite l'intelligenza artificiale, le ragazze della segreteria lo traducono, per cui l'altro giorno ho visto un filmato in cui io mando un video saluto in perfetto francese, con lo slang veneziano, quindi vi lascio immaginare, ecco, ho riso anch'io come Federica, perché poi mi sono visto parlare in No, francese. non stavo ridendo. No, ma però qui c'è da dire, io lo faccio per questa cosa, ma ci sarà chi purtroppo, qualche briconcello, diciamo così, potrebbe usare lo stesso sistema, perché potrebbe arrivare a Federica un mio videomessaggio e quindi dico Federica se vuoi ho bisogno, e potrebbero scattare delle truffe. Certo. Quindi è un tema sul quale bisognerà cominciare a occuparsi. A mettere dei paletti. E allora, anche. su mandato del CIO, assieme ad altre 3 organizzazioni, ma in capofila siamo noi, abbiamo già programmato, dopodomani abbiamo un ulteriore call per i dettagli, ma il 12 di febbraio prossimo a Milano, in occasione delle Olimpiadi, il Panathlon International, assieme al Comitato Olimpico Internazionale, organizzerà un convegno su etica e intelligenza artificiale. A cui non mancherò. Certo, ti porto via. Bene, e così, grazie. e poi magari ne daremo notizia qui a Televenezia, Certo. che è sempre una casa che è una casa che ha sempre Accogliente. accolto gli sportivi. Poi c'è lo spazio. Esatto, no? Ma poi qui io mi sento a casa mia e quindi Che ringrazio bello, mi Televenezia fa molto dell'ospitalità. piacere, grazie. Però è un tema, anche questo, sul quale non è che possiamo stare qua a dormire o pensare No. che ci deve pensare qualcun altro. No. In preparazione di questo convegno io ho scoperto che in Italia c'è un grandissimo, grossissimo esperto, che viene consultato anche a livello internazionale, che è un frate francescano, che si occupa e sta studiando e dialoga con il resto del mondo proprio su questa tematica. E quindi stiamo cercando di vedere se possiamo averlo a questo convegno. Avremo anche degli altri relatori italiani e stranieri, però credo che anche questa sia una mission della quale dobbiamo farci carico. E sicuramente ci riuscirete, come in tutte le cose. Io ringrazio l'avvocato Giorgio Chinellato, presidente del Panathlon International. Ti ringrazio Grazie di a voi. essere stato mio ospite, il nostro Grazie. ospite a Spazio Vostro Certo. qui a Televenezia. Mi fa piacere che riconosci questa emittente come casa tua, perché Assolutamente. sei stato qui tante volte. E noi, cari amici, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti Giorgio e grazie Chinellato. dell'ascolto e dell'attenzione. Grazie a voi. Grazie mille.